antico legame fra gli abitanti di Santa Margherita Ligure Maria venerata sotto il titolo di Nostra Signora della Rosa, un legame di affetto ancor più che di devozione che si rende visibile specialmente a maggio, quando viene celebrata la festa mariana. Un appuntamento che non è venuto meno neppure in questo tempo particolare, con la preparazione affidata alla novena e la celebrazione della messa presieduta da Don Federico Picchetto e Don Salvatore Orani ogni sera e le meditazioni sul tema della responsabilità. L'offerta dei fiori a Maria è stata virtuale nel giorno della vigilia, mentre il giorno della festa la messa è stata trasmessa in diretta TV su Telepace, dando modo di partecipare a tutti. Gli abitanti di Santa Margherita erano idealmente rappresentati dal sindaco Paolo Donadoni. Tra gli spunti di riflessione più specifici proposti durante il triduo: la responsabilità cresce esponendosi, la responsabilità ci cambia standoci, la responsabilità fiorisce nella cura. Impossibile portare l'effigie di Maria per le strade della città, quindi la tradizionale processione è stata sostituita dalla recita del rosario speciale preparato dai giovani con interviste e videomessaggi e con collegamenti registrati da 5 luoghi significativi della città che nel tempo della pandemia testimoniano la responsabilità: il convento dei frati cappuccini, il centro Caritas di distribuzione alimentare Pane Nostro, la piattaforma Zoom del catechismo dei figli perdonati, la casa di una famiglia numerosa della comunità, l'istituto Pellerano Rainusso che custodisce gli anziani. Nella riflessione pronunciata durante la celebrazione eucaristica del mattino, Don Salvatore Orani ha messo in luce il legame inscindibile fra liturgia e vissuto, sottolineando che la vita fiorisce nell'amore di Dio. Forse per tanti di noi sarà sempre un Dio lontano, il Dio che impone, che mortifica, che fa paura. L'amore ricevuto invece è la tenerezza dell'amico che ci accoglie, ci accompagna, regalandoci la libertà e il respiro dei figli. A Maria sono state affidate la comunità e la città nel delicato passaggio fra la quarantena e la ripartenza anche delle celebrazioni con i fedeli. E il grazie di Dio, la Rosa, a lei, che l'ha accolto nel suo grembo. Quale gesto grande! Mi hai accolto nel tuo grembo e con questa rosa ti dico grazie.